Va ora in onda la rassegna stampa. Fa vedere le mani. Come sono le mani? Come sono le mani? Sono pulite? Non so, quanto pulite possano essere le tue mani. Mani pulite o mani sporche? È proprio il filo conduttore, il trade union di quest'oggi. Le mani pulite. C'era una canzone di Edoardo De Crescenzo, Le mani. Tu che ami la musica italiana dovresti conoscerla. Le mani, quello che cantava ancora, e da quella nota. Vabbè, le mani. Poi che fine ha fatto Edoardo De Crescenzo? Non è morto, non è morto, però, buongiorno, buongiorno. Lo so, c'è un po' di scorramento, un po' di tristezza, amarezza, manco fossimo noi quelli che andiamo avanti a fare il sindaco di Milano, però, ci aspettavamo qualcosa di più. D'altronde, sotto Palazzo Marino, cioè c'ero io, c'erano quelli di Potere al Popolo, ragazzi miei, 4 gatti, che naturalmente si stavano per menare con la polizia, perché via la polizia. Noi abbiamo fatto il corso per cancellare il corpo della polizia e voi venite qua adesso. Niente, non è successo niente, state tranquilli, ma cercheremo di capire qualcosa in più perché sta per partire la rassegna stampa. Buongiorno Sammy Varin, Simone in regia, buon mattin da Sammy Varin. Anche oggi controinformazione pura, con delle interferenze niente male, perché oggi sul Corriere c'è no vabbè, non rido mica, sono serissimo, però sul Corriere oggi sul Corriere, dai, te lo faccio vedere, a parte i soliti titoli, c'è un riquadro. Vannacci su Kiev, 2 punti, virgolettato, io scelgo Putin. E solo questo già vi dà l'idea di come il Sammy Varin c'ha un motivo oggi per cominciare la rassegna stampa con un sorrisetto. Io scelgo Putin, proprio nel giorno in cui esce la notizia che è stato annullato il concerto di Gergiev a Caserta. Gergiev si dice a Caserta, ma hanno annullato anche altri concerti, cioè qualunque abbia fatto qualcosa, via, non suoni. A Caserta ci sarà un silenzio della Madonna, nessuno che suona, non è una canzoncina. Se avete bisogno di qualche artista indipendente, io ve lo porto. Fatto sta, e questa è la motivazione del sorrisetto beffardo di Sammy Varin. Ci mancherebbe, non siamo mica d'accordo con Putin. Forse la domanda era intenzionale, ma il nostro generale Vannacci intendeva come caratura, cioè voi tra Zelensky e Putin come caratura politica, secondo voi, cioè Zelensky è un comico, Putin è un politico non certamente di primo pelo. Poi se sia un po' stronzetto e un po' tanto, ma vogliamo fare la gara? Chi è più stronzetto? Netanyahu, anche insomma lo stesso Trump, cioè, no, ormai non ce n'è uno che si salva. Fatto sta, insomma, che oggi non mancano le emozioni. E a proposito del generale Vannacci, ve lo dico subito o ve lo dico dopo? Ve lo dico subito. Alle 9 avremo un animatore del team Vannacci. C'è uno che viene qua, fa casino. No, non fa casino. Si chiama Marco Mantovani e qualcuno lo conoscerà perché ne ha combinate di cosettine particolari in questi anni. Marco Mantovani ha inaugurato la sua presenza a sostegno delle idee del generale Vannacci, partecipando a un evento promosso dal team Vannacci 23 ottobre in Lombardia. E ne parleremo alle 9, perché
sono sempre di più quelli che tifano Vannacci. A proposito di caratura, a proposito che di politici non ce n'è manco uno che meriterebbe, chiaramente, oltre a Matteo Salvini e a quelli della Lega che ce l'hanno tutti molto duro politicamente, ci mancherebbe, si muove ben poco, anche sul fronte sindaco di Milano, ragazzi. Ci sono i giornalisti che stanno proponendo, o meglio, propinando sulle pagine dei quotidiani personaggi già conosciuti che magari hanno già fatto il sindaco, vuol dire che ci sono veramente poche novità. Vabbè, fatto sta, signori, vi dicevo, Piattorico Micifico oggi, oltre al team Vannacci, avremo Claudio Borghi Aquilini. Alle 9.45 il senatore Claudio Borghi Aquilini in diretta. Robe veramente da non credere, commentando l'attualità politica e non soltanto. Oggi parleremo anche di intelligenza artificiale nelle canzoni, quanto può essere amata oppure no, soprattutto nei video, perché ho 2 video, ve li farò vedere in radiovisione sui social. Ho 2 video di 2 artisti fatti molto bene, dove si è utilizzata l'intelligenza artificiale. Dobbiamo capire se, come un tempo c'era il comune deberlusconizzato, te lo ricordi? C'erano i cartelli comune deberlusconizzato. Se noi come radio dobbiamo cioè dobbiamo togliere l'intelligenza artificiale da questa radio, già siamo un po' scemi. Se togliamo pure l'intelligenza artificiale, vabbè, basta. Sarò serio e sarò breve, ricordandovi il numero per i vostri WhatsApp, che è 340 6709 659, perché da questo momento io accetto i vostri commenti, le vostre proposte, le vostre proteste. Inviate un WhatsApp al 340 6709 659. Dopo le 9 apriremo anche le linee, perché c'è Marco Mantovani, l'animatore del team Vannacci, e magari avete qualcosa da dirgli. E poi naturalmente, ragazzi, salutiamo gli amici che ci ascoltano con la Radio DAB, chi ci ascolta da Facebook e da YouTube, soprattutto sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Siete in tantissimi ora di sera che mi guardate, ridete, di che cazzo avete da dire? No, perché questa è una rassegna stampa, ma anche un po' divertente ogni tanto, raramente, ma riesco anche a farvi sorridere. E poi, questa è una radio speciale, perché cerchiamo di non annoiare con i soliti titoli, con le solite palle. Provate a sentirvi una rassegna stampa su Radio Popolare, su Rai 1 o anche soltanto su Radio 24. Ma provate, girate, dai, se avete coraggio. Il Corriere, ve l'ho detto, non ve l'ho detto, ve lo dico subito. Sala si difende, io vado avanti, titolo principale. Coppie di madri, congedi retribuiti come per i papà. Attenzione, 10 giorni al 100%, signori, anche le mamme finte, quelle che si sentono mamme ma non lo sono. E non è male sta cosa. Perché mi guardi così, Simone? Ti senti mamma? Ah, non c'ha voglia di lavorare oggi, ho capito. 10 giorni di congedo dal lavoro retribuiti o al 100%, anche per la madre. Si chiama intenzionale. Non chiamiamola mamma lesbica o mamma 1 o mamma 2, come ad esempio ha fatto il cantautore Umberto Napolitano. Lo conosci Umberto Napolitano? Certo. Umberto Napolitano, quello che cantava "Amiamoci bimba mia, dai, come ti chiami? Sammy?" Non l'avevi mai sentita? Vabbè, fatto sta, Umberto Napolitano alle 9 ci farà ascoltare la sua ultima canzone, è una di quelle canzoni fatte con il video, con l'intelligenza artificiale, Mamma 1, Mamma 2, per dire che cosa ci appioppano nella testa appena siamo nati, al bambino che si ritrova con 2 madri o con 2 padri, Mamma 1, Mamma 2. Bene,
Oggi il Corriere, giustamente, tutti i giornali parlano che anche le mamme intenzionali, si chiamano così, potranno avere il congedo retribuito. 10 giorni, signore e signori, di congedo retribuito al 100%. Sei una mamma intenzionale? Hai intenzione di fare la mamma, solo che non hai fatto la mamma? Tranquilla, ti paghiamo ugualmente. Stellantis, prodotte sempre meno auto, persi 2,3 miliardi. Alegher, in centro pagina sul Corriere, come vi dicevo, annullato il concerto di Gergiev a Caserta. La russa reagisce, la Russia, no, la russa, forse anche lui è contento, perché il centrodestra è contento di questa cosa e uno non se l'aspettava. Quelli di sinistra del PD sono rimasti di merda. Ma come? Ma cioè, no, sono contenti il centrodestra che sia stato annullato il concerto. Non possiamo litigarci. Sì, perché era forse un'esagerazione, insomma, farlo suonare. Questo è proprio un militante quasi, capito? Vabbè, il fatto sta che però subito la polemica arriva con Vannacci. Vi dicevo, oggi c'è l'intervista al generale Vannacci sul Corriere. Vannacci su Kiev, io scelgo Putin. Tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, Roberto Vannacci non ha dubbi, scelgo Putin. Uno fa il politico da 30 anni, l'altro faceva il comico. E ancora, i russi sostengono il loro presidente. Gergiev lo farei esibire al Parlamento europeo. Tan da da da. Questa è la prima pagina del Corriere, ragazzi miei. Se vi è piaciuta, tra poco poi entriamo anche all'interno. La Repubblica comincia con le mani. Le mani. Sala dice ho le mani pulite. Titolo principale del quotidiano Repubblica. Ma di spalla, cancellato il concerto di Gergiev a Caserta. Mosca, danno per l'Italia. Il fake di Obama in manette, video fake e canaglie al potere, cioè abbiamo capito ormai che non c'è più da fidarsi di nulla, e ci aspetta un futuro alquanto bruttarello dal punto di vista dell'informazione. Già l'Italia è condannata, adesso lo vediamo, facciamo schifo, c'è Telemeloni, ragazzi, è per quello che state anche guardando Teleradio Libertà. Noi siamo anche in TV, ricordiamolo, siamo sul video Kill the Radio Star col cavolo, sul sito radiolibertà.net si vede il faccione di Sammy Varinone, eccolo qui, ciao, su Facebook e su YouTube la stessa cosa, cercando Radio Libertà. Se scaricate l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare o tablet, potete ascoltarci o anche vederci. In alto a destra c'è il pulsantino canali, voi cliccate e salta fuori anche la televisione, il video, figata. Fatto sta, e questa è Repubblica che parla naturalmente anche di ciò che sta avvenendo in Medio Oriente, raid e tanchi israeliani sugli sfollati a Gaza. 28 paesi dicono ora basta. 28 paesi. Dopo l'ennesima strage di civili, i ministri degli esteri di 28 paesi hanno firmato ieri una dichiarazione congiunta per chiedere a Israele la fine immediata della guerra a Gaza. Lo Stato ebraico replica: Hamas unico responsabile, te capì? Nel frattempo l'esercito israeliano ha lanciato un'offensiva di terra ad Eila Balà, unica città risparmiata in parte dai raid, dove operano le poche organizzazioni umanitarie rimaste nella striscia. Fatto sta, stanno entrando anche con l'esercito laddove non avevano mai messo piede. Tutto bene? E tutto bene per qualcuno, va tutto bene, e se dici qualcosa vuol dire che odi gli ebrei. Attenzione, la verità forse sta nel mezzo. La Stampa, anche qua, sulle mani, nessuno che ha scritto sulle mani nelle titolazioni, no, la Stampa scrive: Sala, virgolettato, ho le mani pulite, dal PD fiducia a tempo. In centropagina la stecca, la reggia di Caserta annulla il concerto di Gergiev, l'ira della Russia. Sempre sul quotidiano La Stampa, naturalmente Gaza, Pelé, da Gaza non mettiamo noi cristiani a rischio, e i diritti, congedi e fine vita, la realtà oltre l'immobilismo della politica. Elena Noeventhal
commenta ciò che sta avvenendo sui congedi, quindi sul mamma 1, mamma 2, CQ, mamma 1, mamma 2, e il fine vita è che il governo non decide. Scendiamo un po' più in basso e dove vuoi andare, Semivarin? Non c'è nient'altro, direi che siamo al completo. Poi c'è Alessandro De Angelis che si occupa della riforma e delle carceri, giustizia a due velocità, perché oggi al Senato si decide qualche cosa sulla separazione delle carriere. Wow, qualcosa si muove. Andiamo su un altro quotidiano? Dai, vi faccio qualche salterello veloce. Il Fatto Quotidiano: Sala si assolve come Toti, colpa di giornalisti e PM. Le balle, mai citati conflitti di interessi, solo le fughe di notizie inesistenti. La clac antiproteste, il PD riempie l'aula e lascia fuori i comitati. Tancredi si dimette, capro espiatorio. Sì, ha fatto un po' impressione, ieri ho visto i filmati, c'era veramente pochina gente sotto Palazzo Marino, speravo qualcuno in più, pochina gente. Il Messaggero: Sala, le mie mani sono pulite, anche il resto del Carlino, le mie mani sono pulite. La Verità titola invece questa mattina: Sala dimezzato si incolla alla sedia. E anche qui un po' del vecchio Vinaville, fa sempre bene, anche se Sala, lo abbiamo capito, è una brava persona, lo dice la sinistra, lo dice la destra, lo dicono tutti, però forse ha lasciato fare a quel club, a quel cerchio magico, se vi piace chiamarlo così, e che potevano lavorare soltanto loro a Milano, e se non facevi parte del club manco ti ascoltavano. Sala dimezzato si incolla alla sedia. Si dimette l'assessore, non il sindaco indagato. Di fronte al montante scandalo edilizio, il PD, terrorizzato dal voto anticipato, perché nel centrodestra, ragazzi, c'è un candidato potentissimo, prende in ostaggio il primo cittadino che per rimanere al suo posto deve sottomettersi a una serie di diktat, a cominciare dal progetto San Siro. Tancredi spara sui Dem, io scaricato. Fatto sta che qui si dice che Milano andrà sempre più a sinistra, cioè già prima insomma c'erano determinate idee che uno dice ma che strano che facciano tutte ste robe, che poi le fanno anche tutti i comuni, tutte le città della stessa provenienza politica, capisci? Si imitano l'una con l'altra. Sarà ancora peggio Milano? Non si potrà più entrare neanche in bicicletta a Milano? Non lo so io, cos'altro si possono inventare? Siamo ancora sulla Verità, titolo altrettanto potente, parlando di mamma 1, mamma 2, CQ, mamma alla madre lesbica va il congedo di paternità. Le paradossali conseguenze della sentenza della consulta che ha riconosciuto la figura della mamma intenzionale, equiparando le coppie arcobaleno a quelle maschio-femmina. La realtà non conta più. Sei una mamma intenzionale? Vai tranquilla, e allora vai 10 giorni in congedo pagato. Francesco Borgonovo scrive in prima pagina sulla Verità: una sentenza della Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto al congedo di paternità della madre non biologica nelle coppie omosessuali composta da due donne. Per le toghe il provvedimento risponde all'interesse del minore, ma di fatto equipara le famiglie arcobaleno a quelle tradizionali. Battiamo le mani, chiaramente, dal punto di vista dei diritti. Qualcuno ha qualcosa da dire? Se avete qualcosa da dire, qui lo potete ancora fare. Scrivetemi 34067 09 659, solo WhatsApp al 34067 09 659, con tutto rispetto naturalmente per chi ha altri gusti sessuali, ognuno può fare quello che vuole, ma forse stiamo girando un po' troppo la frittata? Ho le mani pulite, scrive il Giornale. Sala resta ma scoppia la grana dei bonifici. Libero: Sala resta, Milano s'arresta.
imbullonato alla poltrona. Niente male, niente male. Anche il titolo del Tempo non è male. Pidopoli, PD Opoli, Pidopoli, ok? Sul Domani, Sala non molla, ho le mani pulite, ma il dossier sullo stadio agita il PD. Riformista, anche questa bellissima, Sala fa vedere le mani pulite sono le mie. Stupendo, direi, forse il migliore. Il Manifesto, Sala si blinda, San Siro resta in vendita. L'Unità, l'inchiesta su Milano è solo una bufala, Sala resiste, vado avanti. Il Secolo d'Italia, il vaso di Coccio. Sala non si dimette e si consegna al PD. Milano ostaggio del tirare a campare. Anche questo direi potente, potente. La notizia, l'assessore paga per tutti, Sala indagato resta sindaco, ma slitta l'operazione San Siro. Anche qui, insomma, ricordiamolo, Tancredi se ne va, piangendo e amareggiato. Il Dubbio, le mie mani sono pulite. Io ci farei una canzone, una canzoncina ce la facciamo. So che ci sono molti DJ che ascoltano Sammy Varin, poi se cercate su YouTube alcune mie rassegne stampa, alcune mie dichiarazioni sono state messe in musica. Adesso non voglio farmi pubblicità, Sammy Varin ha fatto qui, io non ho fatto niente. Diciamo che ho dei fan DJ che ogni tanto si divertono a prendermi in giro, a scherzare con Sammy Varin. Cercate Sammy Varin su YouTube se avete coraggio. Le mie mani sono pulite. Sala va avanti, avvisa separare toghe e politica. Questo è il Dubbio. Vediamo un po' se c'è altro. No, non ci tra i giornaloni non vedo nient'altro di potente. E allora vai, mi tuffo all'interno dei quotidiani partendo dal Libero oggi. Mi piace partire dal Libero perché di solito lo teniamo per ultimo. Vi do questo contentino, questa caramella buona. Pagina 2 di Libero. L'inchiesta di Milano, la folla, i flash, le accuse, Sala celebra in aula il suo funerale politico. Il sindaco resiste, ma la procura non mollerà. Pure gli alleati affilano i coltelli. Una confusione simile in comune a Milano non si vedeva da Tangentopoli. Proprio per questo, forse su tutti i giornali oggi si parla delle mani. Le mie mani sono pulite. Non esiste azione compiuta per mio personale vantaggio. E questo devo dire, mettiamoci le mani sul fuoco su questo, perché non penso che Sala ci abbia guadagnato qualcosa, lo pensate anche voi. Semplicemente ha permesso che a guadagnare fossero sempre gli stessi. Che ne pensate? Chiaramente è un mio parere, ma molto svolazzante, no, non vogliamo querele, però diciamo quello che pensiamo, lo possiamo dire, si può fare ancora. Che radio è questa? Come si chiama? Libertà. E allora, Azzolina, 340 6709 659, scrivetemi la foto vestito da Galeotto. Anche qua, ragazzi, me l'avete richiesta più non posso. L'ho messa sul mio profilo WhatsApp tra le tante segnalazioni che metto, simpatiche, allegre, però certo non è una roba da mettere su Facebook, dai, soprattutto magari da parte di qualche personaggio politico importante. Ho segnalato a Meloni e la Russa il gesto, vediamo se Marcora farà carriera in Fratelli d'Italia. E questo Marcora, insomma, che va a mettere la foto, quella con le calze arcobaleno, Sala vestito da Galeotto, non è bello. Cioè, un conto se la fai vedere ai tuoi amici, parenti, eccetera, ma un altro conto se la rendi pubblica in questo modo. Le indiscrezioni sui giornali, anche questo si è chiesto Sala, perché la notizia dell'indagine su di me è stata data dai media? Ai politici chiedo, vi sta bene? Anche perché oggi a me, domani a te, ma veramente a tutti, nel senso che è normale che i giornalisti, soprattutto quelli del Corriere, che è chiaro anche pubblicare determinate cose, se ti arriva la telefonata non pubblicano la notizia di cronaca nera che riguarda gli immigrati a Milano, perché magari poi la gente si spaventa e pensa che davvero
davvero non sia una percezione quella della mancata sicurezza in una bella città come Milano. Allora il Corriere non pubblica la notizia brutta, perché d'altronde il Corriere è il giornale più venduto, nonostante sia ormai una crisi che nessuno più compra i giornali. Fatto sta che comunque gli diamo ragione, perché bisogna venirlo a sapere dai giornali che sei indagato. Cioè, io capisco le poste italiane, capisco che siamo pieni, c'è tanto da fare qui, ora che facciamo tutte le cose per bene, e fa prima il Corriere a pubblicarlo, capito? Ma forse c'è qualcosa che non funziona. Chiaro che questo vuol dire nascondersi dietro un dito. Sei indagato, te lo ha detto il Corriere e basta, no? Vabbè, siamo comunque su Libero per la cronaca. Giro pagina, altre frasi che ha detto ieri il sindaco di Milano Sala. Se non avete ascoltato la diretta su Radio Popolare, ho pensato seriamente, parlandone con la mia famiglia, di non andare avanti. Cioè, c'è stato un momento che Sala voleva le dimissioni, voleva dimettersi. E questo momento non siamo riusciti ad assaporarlo con birra ghiacciata e rutto libero. No! La vendita di San Siro. Da settembre dobbiamo riavviare il percorso in consiglio per rispettare i tempi. La decisione di continuare. Se la maggioranza c'è, io ci sono con tutta la passione, la voglia, l'amore per la città. E allora Sala non se ne va. Tancredi si è vendicato sparando a zero sul PD, tutti morti, politicamente of course, non sapete di cosa parlate, l'assessore dimissionario, con la sinistra radicale, ricordiamolo, che era fuori da Palazzo Marino a gridare, c'era potere al popolo, incazzati neri, che quasi andavano a braccetto con i leghisti o con quelli del centrodestra, che però giustamente non siamo giustizialisti, che loro lo hanno fatto con Totti, noi no. Doppio veto incrociato di verdi e centristi, così questa sinistra non governerà mai l'Italia. Se ne occupa proprio Libero a pagina 4. Bonelli: Sala vada avanti ma blocchi lo stadio. Calenda: fiducia a Beppe, però approvi subito il nuovo Meazza. Allora, sì o no? Liti continue e nessun leader. Il campo largo dopo il caso Milano è ancora più lontano da Palazzo Chigi. Attenzione, perché questi poi si devono mettere insieme in altre zone d'Italia con i 5 Stelle, e intanto a Milano si fanno fuori. Le mosse del centrodestra verso le comunali. Tajani apre ad Azione insieme per un candidato civico. Il vice premier tende la mano a Calenda dopo la svolta radicale della giunta, ma avverte: la vittoria non è scontata. Signori, Tajani dice delle cose che uno dice: cavolo, ma come fanno a venirgli in mente queste frasi? In aula la clac di Beppe, fuori i cittadini inviperiti, tensione, polizia, comunisti, via la polizia, l'abbiamo abolita, facciamo un corso per abolire la polizia e voi siete ancora qua. Sempre su Libero, la nostalgia della sinistra per le baracche perdute. Articoli a raffica in questi giorni, e che belle che erano le Varesine. Ma ve le ricordate le Varesine? Da piccolo ci andavo, il Luna Park che c'era, ma invece erano orrende. Lì a fianco c'erano campi rom, spianate deprimenti, covi di spacciatori. Adesso invece gli spacciatori girano tranquillamente per le vie di Milano armati di macete, e se non compri la droga non è detto che riesci ad arrivare a casa. Siamo su Libero comunque, che la racconta giustamente un po' diversa quest'oggi, e merita secondo me la vostra attenzione. Sto per fermarmi perché c'è la pausa, ma l'ultima segnalazione da Libero, già che ci sono, ve la do. C'è stato un vertice del centrodestra ieri sulle elezioni, lo sapevate? No, infatti non si è deciso niente, ma Meloni apre al Veneto alla Lega. Veneto, Lega. Il Veneto alla Lega. Ma c'è il veto sulla lista Zaia. Premier a cena con Salvini e Tajani, scrive Elisa Calessi oggi a pagina 9 di Libero. Ancora nessun accordo sui nomi. Troveremo figure autorevoli e vincenti, siamo compatti. Settimana prossima previsto un nuovo incontro. Intanto c'è una data:
la prima regione ad andare al voto sarà la regione Marche il 28 e 29 settembre. Così ha deciso la giunta guidata da Francesco Acquaroli, che si ripresenta per un secondo mandato sfidato da Matteo Ricci, quello che va in giro senza cinture, europarlamentare del PD. Chiaramente siamo tutti qui a capire, sia un leghista in Veneto no alla lista Zaia, sia un leghista in Veneto no alla lista Zaia, sia un leghista in Veneto no. Sto campionando, mi dicono. Che cosa è successo? Vabbè, fatto sta, signori, qua mi fermo perché sennò non lo comprate mica libero. Oggi uscite, fa bel freschetto a quest'ora, mettete il gipunin se proprio fa fresco, acquistate il quotidiano libero e scoprite anche una certa verve, visto che siamo proprio liquefatti sul fatto che Sala non si sia dimesso, almeno alegher, cos'è che diceva il proverbio? Lasciamo stare. Ci fermiamo, c'è la pausa musicale e a quest'ora spesso e volentieri arriva un pianista. Ce l'ha il pianista? Io c'ho qui il suo saluto perché ritorna a salutarci il grandissimo. Oh, non è che hai un impegno per Caserta, Massimo? Perché non c'è nessuno che suona a Caserta. Gergiev non lo fanno suonare. Facciamo suonare Massimo Magni, dai! Un grande buongiorno a te, Sammy, e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Come va con questo caldo? Riuscite a resistere? Allora, il brano che ascolterete oggi si intitola Il peso del passato. È il terzo brano del nuovo album che ho pubblicato recentemente, che si intitola La Sinfonia del Cammino. Il peso del passato è riferito a questo nostro eroe immaginario, questo cavaliere che lascia il suo villaggio natale per intraprendere un viaggio, un'avventura, e il peso del passato è un po' fare i conti con quelle che sono le esperienze passate, i propri ricordi che dovrà abbandonare lungo il cammino. E allora buon ascolto e a presto.
Si chiama Massimo Magni, pianista che stiamo celebrando da qualche mese, lo teniamo d'occhio, anzi d'orecchio, soprattutto perché vi compare facilmente su Instagram. Spesso e volentieri, se vi piace il genere pianistico, ping, salta fuori il pianista scalzo, così si fa chiamare perché davvero suona scalzo. Ora, non so se non abbia i soldi per comprarsi un paio di scarpe, molti indipendenti davvero fanno la fame, sto scherzando, ma la sua particolarità è proprio questa, suona il pianoforte scalzo. Il peso del passato, Massimo Magni, un intero album che raccoglie i suoi esperimenti musicali proprio sui social e insomma, se vi piace l'atmosfera che genera, cercatelo su Instagram, Massimo Magni. Col buongiorno rinnovato, Sammy Varin fa così, una rassegna stampa particolare, un format che nessuno osa fare perché tutti devono essere seri e paludati. Noi cerchiamo di sdrammatizzare il dramma che quotidianamente vi dobbiamo raccontare, perché sui quotidiani ci sono soltanto drammi, scherzando anche sui drammi. Guarda, questa è una roba veramente gravissima, ma anche leggendo i vostri messaggi. Alle 9 apriamo le notizie, quelle che ci raccontate voi, allo 0292947222. Potrete commentare con la vostra viva voce le notizie del giorno e avremo anche l'ospite Marco Mantovani, animatore del team Vannacci qui, che è nato da Milano. Vannacci 23 ottobre si chiama. Attenzione perché di Vannacci parliamo tra pochissimo, perché in prima pagina sul Corriere, avete capito. Qualche messaggio. Lorenzo da Como: ciao Sammy, il sindaco Sala avrebbe dovuto fare un commento sulla propria coscienza, non sulle proprie mani. Lorenzo, abbiamo sbagliato tutto noi giornalisti perché abbiamo messo le mani proprio in prima pagina, mettendo la frasettina che ha voluto lui: le mie mani sono pulite. Forse allora il suo discorso avrebbe assunto un'altra piega, scrive Lorenzo, facendo un commento sulla propria coscienza e non sulle mani. Non l'ha fatto Sala. A tal proposito, anche Ponzio Pilato aveva le mani pulite. Sì, ma poi soprattutto siamo già passati, veramente, che cavolo. Rizzo, Vannacci, Borghi Aquilini, basta sinistri e marocchini. Urkukan mi ha fatto anche lo slogan, questo qua. Borghi Aquilini arriva alle 9:45. Vannacci, il tifo per Vannacci alle 9. Rizzo ancora mi manca, ragazzi. Io spero sempre in Rizzo, che scenda da quelle scale, fare una rassegna stampa con Rizzo. A parte siamo due pelati, stanno anche bene in TV. Anch'io c'ho le mani pulite, le ho lavate stamani. Bravo Erminio, laviamo le mani e Joyman, tu canò. Buongiorno Sammy, se serve per buttare fuori a calci nel sedere questi cialtroni del PD, ogni giorno inquisiscono una loro maggioranza, ieri anche a Torino, che vada al diavolo anche il garantismo, dato che loro fanno lo stesso. Fabio, invece noi siamo garantisti. Ciao Sammy, madre intenzionale, come sempre la domanda chi paga? Sala ha le mani pulite, sempre più ammirato della tua calma nella lettura dei giornali. Walter, e che devo fare? Devo dare fuoco alla scrivania, ma dai, farai notizia sicuramente, giornalista durante la rassegna stampa dà fuoco alla scrivania. No, sono abbastanza compassato, c'ho qui il compasso. La faccenda paternità, le madri intenzionali e un debole tentativo di distrazione della vicenda Sala. Marco da Milano, attentissimo. Attenzione che alle 9 trasmetteremo una canzone che si intitola Mamma 1, Mamma 2. Sammy Varin vi prepara un piattino sopraffino perché vi conosco. Uno per uno, io so benissimo chi siete e cosa volete da una radio. Io faccio radio da quando avevo 11 anni, ragazzi. Conosco perfettamente l'ascoltatore tipo di ogni emittente e qui volete fare la differenza. E noi la facciamo la differenza, per quello siamo una radio di nicchia, ma che nicchia, ragazzi, che nicchia, che sembra quasi una cosa sessuale, ragazzi. Vabbè, fermi, basta, non leggo più messaggi perché sennò mi menate via e come al solito c'ho lo scemo che mi dice stai perdendo tempo. Carri armati israeliani sparano nella notte contro le tende
dove dormono gli sfollati. Notizia ultima ora, almeno 13 morti a Gaza City. Questa notte si diceva che fossero militari e invece erano sfollati, e si dirà che naturalmente hanno sbagliato mira. Ci rituffiamo sui giornali. Direi che cosa preferisci? Andiamo sul Corriere, lo teniamo per dopo. Dai, lo teniamo per dopo, che si parla di Vannacci sul Corriere. Pressioni su Gaza, titola il quotidiano Avvenire, e pubblicando questo documento di 25 paesi che chiedono il cessate al fuoco a Netanyahu. È chiaro che lui fa il cacchio che gli pare, però cominciamo a essere tantini, invece anche l'Italia, certo, pesanti bombardamenti anche su Kiev da parte di Mosca, offensiva di pace di Leone tra moniti contro la guerra e dialogo con Israele e Abu Mazen, i carri armati entrano nel quartiere di Deir al-Balà, ecco chi erano le vittime della chiesa. Così Avvenire in prima pagina, Sala non si dimette o le mani pulite. Rinviati a giudizio 6 militari per i mancati soccorsi a Cutro. Omicidio e naufragio colposi, l'ipotesi di reato. Salvini, una vergogna. Per la strage di Cutro del 26 febbraio 2023, il GUP di Crotone ha rinviato a giudizio i 6 ufficiali accusati di mancato soccorso. In quella notte tragica morirono 94 migranti accertati, di cui 35 minori. Salvini all'attacco, scusate, ho perso la riga, una sola parola: vergogna. La prima udienza del processo è fissata per il 14 gennaio. I militari dovranno rispondere anche del reato di omicidio colposo plurimo per la mancata attivazione del piano per la ricerca e il salvataggio in mare del caicco Summer Love. Capito? Chiaramente rimaniamo tutti qua basiti, con la bocca aperta. Giro quotidiano. Sono troppo tentato di andare sul Corriere perché c'è l'intervista a Vannacci, lo so, guarda, comprare il Corriere è una cosa che vi pesa, però merita. Poi dopo lo regalate al vostro vicino di casa comunista, ma dai, scusami, dai, ci vado, dai, no, non resisto più. Corriere della Sera, Sala si difende, io vado avanti. Di spalla, stragi, 28 paesi, vedete che in pochi minuti sono già aumentati, adesso sono 28 i paesi contro Israele, nuovo raid di terra. Antonio Polito commenta la scelta di Netanyahu, guerra perpetua, che non è una bella scelta. Attenzione, Sala si difende, io vado avanti, ci sono gli scenari, caccia alla fase 2 con l'asse politico più a sinistra, scrive Marco Castelnuovo, uè, che bello. Milano, il costo delle case, il paradiso fiscale dei milionari e i prezzi alle stelle, cioè capite che Milano è destinata, che sembra un controsenso, cioè adesso saremo ancora più a sinistra, ma Milano è destinata ai radical chic. Sì, quelli di sinistra. Coppie di madri, congedi retribuiti come per i papà. Elena Tebano in prima pagina sul Corriere, ma anche un po' da tutte le parti. 10 giorni al 100% per le madri intenzionali. Qualcuno di voi è intenzionato a fare la mamma? E vi beccate 10 giorni di vacanza. Annullato il concerto di Gervie a Caserta. La Russia, con la I, reagisce. È un danno per Roma. E soprattutto, come vi dicevo, Vannacci su Kiev, io scelgo Putin. Stellantis, prodotte sempre meno auto, persi 2,3 miliardi. Stellantis sempre meno auto e Maxi Rosso. Nel primo semestre perdita netta di 2,3 miliardi e i primi effetti dei dazi USA causano un meno 300 milioni di euro. Entriamo all'interno del Corriere, giustamente cerchiamo di rendere l'atmosfera milanese, la ricerca di una fase 2 nell'aula che si spacca, l'asse si sposta più a sinistra con l'incognita dei cantieri. Ora il tema delle concessioni alla maggioranza, l'addio freddo dell'ex assessore e naturalmente
tutte le notizie, le fotografie vicino al sindaco, la vice Anna Scavuzzo, il delfino Emanuel Conte sui banchi, prende la parola in un'aula al completo, sia negli scranni dei consiglieri, sia nella tribuna riservata alla stampa, sia nel pubblico. Vicino a sé la vice sindaca Scavuzzo, la sua sinistra Emanuel Conte, delfino del sindaco, assessore dalle plurime deleghe, e che altri ancora potrebbe averne. Chiaramente, signori, ve lo slurpate, articolone gigantesco sul Corriere della Sera con l'intervista al primo presidente di Regione Lombardia, Bassetti. Qualcuno lo ricorda? C'ha 96 anni adesso. Questa crisi può dare a Beppe la forza per fare passi importanti. Tiè! Dove erano tutti quando era il momento di far presente al sindaco Sala che qualcosa nel modello Milano stava scappando di mano? Piero Bassetti la dice bene. Dove eravamo tutti quanti? Veramente noi dicevamo che c'era qualcosa che non funzionava, e soprattutto sul fatto della sicurezza, che si continuava a pensare allo skyline e ce ne fotteva di quelli che passano sotto lo skyline, nel senso, quelli se arrivano a casa bene, altrimenti diventano preda del ciabattante, che ormai le ciabatte non le ha più, ma ha scarpe molto più belle delle nostre e il macettino in tasca. Cambiamo subito argomento, perché so che quando tutti parlano di una cosa non volete che io vada dietro agli altri, al pensiero unico, e allora eccolo qua sul Corriere, signori. L'unico motivo per cui potete uscire di casa e chiedere al vostro edicolante, mettendovi chiaramente cappello e barba finta per non essere riconosciuti. Scusi, mi dà il Corriere, pagina 13. Putin o Zelensky, scelgo il primo. Le parole di Vannacci sono un caso. Il vice di Salvini dice: il leader russo ha il consenso e Mussolini ha fatto anche cose buone. Questo è il Corriere, ragazzi, e poi ci sono altri giornali che non ne parlano assolutamente. Forse il Giornale, dopo guardiamo, che dice che gli è scappata la frizione a Vannacci. Tra Putin e Zelensky, scelgo Putin. Uno fa il politico da 30 anni, l'altro faceva il comico. Roberto Vannacci, adesso vi spiego anche dove era Vannacci a dire queste cose, perché quando sei lì con quella gente devi sparare. Roberto Vannacci rimane fedele alla sua visione del mondo al contrario, almeno rispetto all'Occidente, e complici le provocazioni della coppia Giuseppe Cruciani, David Parenzo, che lo ospitano sul palco di Marina di Pietrasanta per lo spettacolo teatrale della Zanzara. Non so se avete visto degli spezzoni, cioè già la trasmissione di Cruciani, dove per anni ha preso in giro questa radio, il Sammy Varin, eccetera, e poi è passato dalla nostra parte praticamente, parlando nella radio dei potenti e nella TV dei potenti. Beh, fatto sta, giustamente, Cruciani e Parenzo stanno facendo un bel successo con questo spettacolo che gira l'Italia, perché invitano gli esagerati, gli esaltati, e poi c'è sempre questo dissing tra Cruciani e Parenzo. E hanno intervistato anche e hanno ospitato il generale Vannacci, ragazzi. Il suo pensiero controcorrente, incurante anche dell'essere da pochi mesi vice segretario federale della Lega, forza che sostiene un governo apertamente schierato dalla parte dell'Ucraina. Avete qualcosa da dire? È vero, stiamo sostenendo, ma c'è una virgola, poi ma. L'ex generale appare in gran forma. Gli applausi dei fedelissimi accorsi in Versilia su Roccaforte, ricordiamolo, è anche responsabile della campagna elettorale in Toscana, lo galvanizzano. L'eurodeputato leghista sa cosa si aspetta il pubblico e sulla Russia ripete un concetto già usato a suo tempo anche da Matteo Salvini, non senza furibonde polemiche. E allora, cioè, non ho capito, adesso vuoi dire che dice cose diverse dalla Lega, ma queste cose le ha dette anche Salvini. Salvini non è mica della Lega. Putin governa con il sostegno dei russi. Ci sono sempre state le elezioni. Frase
salviniana e anche del generale Vannacci. Nessun dubbio, nessuna concessione a chi osserva che il presidente russo governa con il pugno di ferro dell'autocrate e se gli si propone un giudizio su un omicidio che ha destato scalpore, Vannacci risponde con l'aria di chi non la beve. Putin ha ucciso Navalny? Chi lo dice? Quando me lo dimostreranno con prove oggettive, ci crederò. Giusto per rimanere su un tema che riguarda, seppur indirettamente, la Russia, l'eurodeputato leghista si sofferma sulla stretta attualità. L'annullamento del concerto del direttore d'orchestra russo Gergiev. Difende il maestro contestato e anzi rilancia: è stato invitato da un esponente della sinistra a fare il direttore d'orchestra. Era giusto che espletasse il suo ruolo, a prescindere dalla sua cittadinanza. Se è bravo, io lo farei esibire anche al Parlamento europeo. Si parla di uomini forti e, conoscendo le idee dell'ex comandante della Folgore e conduttore della serata, chiamano in causa, in un gioco volutamente mirato a cercare l'uscita spiazzante, un curioso confronto tra due figure del passato. Ed ecco servita la dichiarazione che mescola politicamente corretto e giudizio dissonante. Tra Mussolini e Winston Churchill scelgo Churchill. Era un militare ed era il primo estimatore di Mussolini. Il duce ha fatto cose buone come la bonifica dell'Agropontino, ha fatto nascere Latina, ha creato l'INPS. Torna, come ai tempi dell'apparizione di Vannacci sulla scena politica nazionale, quella valutazione positiva sul passato tragico del paese, scrive il Corriere. L'eurodeputato leghista, che per queste posizioni provoca forti mal di pancia ai leghisti storici, meno a quelli di più recente reclutamento, in virtù del nuovo corso nazionalista salviniano, ribadisce la sua convinzione su un'esperienza che non sarebbe interamente da buttare e aggiunge un altro dei suoi discussi distinguo. Il fascismo è finito 80 anni fa. Quelli che oggi fanno i saluti romani non sono fascisti. Le ultime battute sono dedicate a due dei bersagli preferiti dell'ex generale. Alla domanda su chi sceglierebbe per passare l'ultima notte sulla terra per salvare l'umanità tra la leader del PD, Elly Schlein, e la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, Vannacci risponde: la Schlein non l'ho mai incontrata, ma la sceglierei, anche perché so di farle un dispetto. La von der Leyen da vicino sembra quasi viva, continuo ad avere qualche dubbio che ci sia qualcuno dietro a sostenerla. Si scherza, ma chiaramente erano alla zanzara in versione spettacolo teatrale. Chiaramente è l'occasione raghiotta da mettere in prima pagina sul Corriere. Putin o Zelensky, scelgo il primo, ha detto il generale Vannacci. E vai con le polemiche. Maria Teresa Meli subito sotto: dovrebbe dimettersi. La Lega in un governo che sostiene Kiev e la linea non la dà lui. È la Carfagna. L'ex generale è irrilevante, dice Mara Carfagna, segretaria di Noi Moderati, deputata dal 2006, ministra alle pari opportunità nel Berlusconi Quater e al Sud con Draghi. E faceva anche i calendari ai tempi, che cavolo, poi da quando è diventata deputata in politica neanche una minigonnina, zero. Si scherza, Mara, ci mancherebbe altro, però Noi Moderati sicuramente qualcuno andrà a fare il sindaco di Noi Moderati. Giro pagina, dai, vi sto facendo eccitare, la cosa mi piace tantissimo. Stanno arrivando una marea di whatsappini al 340 6709 659. Conquistate con Vannacci o contro Vannacci. Alle 9 arriva un agitatore del team Vannacci, avremo con noi Marco Mantovani, lui ha fondato il team Vannacci 23 ottobre in Lombardia, uno dei tanti gruppi a sostegno delle idee del generale Vannacci, ma ce n'è veramente in tutta Italia. Ne parleremo. Sul Corriere, ma anche su tutti gli altri giornali, vincono le proteste e gli appelli. Annullato il concerto di Gergiev, se lo volete dire un po' alla milanesota, no? Il 5 luglio Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, chiede di annullare il concerto del maestro russo Gergiev, molto vicino a Putin, concerto che doveva tenersi alla Reggia di Caserta. Mentre il ministro della cultura Alessandro Giuli esprime perplessità, il governatore della Campania De Luca ribadisce che l'evento ci sarà perché l'arte e la cultura favoriscono il dialogo. L'abbiamo seguito, questa cosa
Navalia, Julia Navalia, il Nobel, scrive un'accorata lettera contro l'evento, oltre a Navalia anche tutti i Nobel. Lo stesso fanno 700 tra tutti questi premi Nobel intellettuali, attivisti. Ieri la direzione della Reggia di Caserta ha annunciato che il concerto non ci farà. Annullato. Vincono le proteste e gli appelli. Avete visto che stavano andando a ruba i biglietti per questo concerto, erano tutti ucraini che volevano la prima fila per contestarlo e giustamente forse hanno detto vabbè, non facciamo casino. La denuncia di Picerno, la sponda da Roma, così la Reggia ha detto no. Il grimaldello sembra essere stato il regolamento etico, così Simona Brandolini sul Corriere. E attenzione, adesso chiunque occhieggia un po' troppo e al posto di dire povero Zelensky, povero Ucraina, guarda verso la Russia, gli cancelliamo il concerto. Cancellata anche l'esibizione bolognese di Romanowski, un pianista che era stato criticato per avere suonato sulle macerie del teatro di Mariupol nell'Ucraina occupata. Cancellato pure Romanowski. E naturalmente poi ci sono tutti i commenti. Pierluigi Panza scrive: la cerchia del maestro, si parla di Ghervi e si mostra sorpresa. In privato ha ricevuto messaggi di solidarietà, aspetta ancora una comunicazione ufficiale. Beh, anche Sala aspetta ancora l'avviso di garanzia, aspetta che arriva. Giro pagina, giro quotidiano. Dove vado? Vado sul Giornale, dai, giustamente, dopo il Corriere ci vuole il Giornale. Ho le mani pulite, anche qui Sala ha le mani pulite, Sala resta, ma scoppia la grana dei bonifici, specifica il quotidiano di Alessandro Sallusti. Il sindaco rilancia e punge i PM sulla fuga di notizie, contributi elettorali passati al settaccio. Marta Bravi parla anche della prossima futura svolta ecologista. Quante ombre sulla nuova città imposta dal PD, mamma che paura ragazzi, se c'è un'altra svolta ecologista a Milano, te l'ho detto, impediranno di qualunque cosa, no? Mi fa molto paura. Voi no? Voi che passate da Milano per lavoro e che magari ci vorreste anche entrare per lavoro, cosa dovremo utilizzare per entrare a Milano? L'editoriale di Alessandro Sallusti: non sia soltanto un tirare a campare. E poi, altra notizia che non compare facilmente in prima pagina: lettera di Bruxelles, rischio di multe salate, balneari, piano del governo da rifare. L'Unione Europea dice 0 indennizi o sarà infrazione. Insomma, il decreto ministeriale sui balneari non va bene. La Commissione Europea boccia senza appello la bozza del testo preparata dagli uffici di Matteo Salvini e rimanda la palla all'Italia. La querel sui balneari si complica. Felice Amanti e l'assurdo teorema su Cutro. Rinviati a giudizio 6 militari per i mancati soccorsi. Siamo sul quotidiano Il Giornale. Anche qui assaporiamo l'atmosfera che gira all'interno. Pagina 6, l'indagine sull'edilizia, impensabile in America. Ecco perché i teoremi della procura non avrebbero senso negli Stati Uniti. Queste condotte non sono reato e i lavori andrebbero avanti, scrive Filippo Facci oggi sul Giornale. Nel diritto statunitense per la corruzione è necessaria una prova concreta di scambio illecito. In Italia invece i magistrati fanno fuggire investitori e competenze. Intanto però, che figura di merda, come direbbe qualcuno, ora siamo arrivati anche sul New York Post: Milano è ostaggio dei migranti violenti. Vi ricordate quel video apparso su tutti i social dell'americano che è stato picchiato e chiaramente derubato? Il turista americano Nick Pellegrino, accoltellato da 2 nordafricani mentre viaggiava su un treno a Milano, ha raccontato al New York Post la sua esperienza. Con queste leggi sull'immigrazione molto permissive, questi immigrati arrivano in questi paesi e seminano il caos, cercando di assassinare persone.
Che figura! È un parco giochi per il terrore, per la violenza, ha dichiarato Pellegrino, ancora sotto shock per quanto subito. Lo avete visto? Forse l'hanno mostrato anche in TV, tutto insanguinato. È pazzesco, so che l'America ha un grosso problema di immigrazione, ma qui è peggio. Sembravano i dirottatori dell'11 settembre. Ricordo di aver guardato il pavimento del treno, di aver notato solo la lama del coltello, la quantità di sangue più spaventosa che abbia mai visto, ha aggiunto. Pellegrino è stato operato d'urgenza per chiudere la grave ferita, gli sono stati messi 9 punti di sutura. E qualcun altro invece guarda lo skyline, è quello che succede. Non importa, sono percezioni, anzi a volte è meglio non pubblicarle sui giornali, non pubblicare per favore questa cosa sul Corriere, eccetera. Ragazzi, sono le 8:30, c'è la pausa, ma tra pochissimo ritorno ancora sul giornale perché a pagina 10 si parla di congedo di paternità alle madri gay, ma c'è anche il ringraziamento di Matteo Salvini a Feltri, perché nella posta di Feltri l'altro giorno il grande direttore ha difeso Matteo Salvini. Non scappate, torniamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Fiammata africana in atto sull'Italia, specialmente sulle nostre regioni meridionali. In mattinata vedremo nubi sparse o irregolari al nord e sul versante tirrenico del centro, tuttavia con fenomeni quasi esclusivamente sui rilievi del Triveneto. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio solo qualche nube irregolare al nord-est, sui restanti settori i cieli saranno in genere limpidi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per una eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della UR, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare. Perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia,
oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché, come diceva il nonno, l'olio bu erve sempre a gala, e così sia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ma c'è qualcosa che mi brucia in testa, a cui non riesco neanche a dare un nome. Una voce squilla dentro il petto, scava nel silenzio che mi porto dentro. Qualcosa nel volo della tortora, alzo le mani ad afferrare il cielo. È una sirena che continua a cantare, ti prego portami davanti al mare. E allora vieni con me, inseguiamo il suono della libertà. E allora vieni con me, fuori da ogni schema che ci soffoca. Qualcosa soffia nei miei sogni, mi ricorda i passi per tornare a casa. Il silenzio dei colori viene scardinato dall'urlo di marea che mi porto dentro. Ma c'è qualcosa che mi brucia in testa, a cui non riesco neanche a dare un nome. Una voce squilla dentro il petto, è la sirena che lo urla al vento. E allora vieni con me, inseguiamo il suono della libertà. E allora vieni con me, fuori da ogni schema che ci soffoca. Con me, Appesi nell'abbraccio di una nuvola. E allora vieni con me, sulle ali della nostra melodia. E allora vieni con me, getta le tue scarpe la malinconia. E allora vieni con me, scalzi tra chimere e fili di follia, magia. Bellissima sta canzone, ragazzi, mi piace. Si intitola La Sirena e il gruppo, l'artista, si fa chiamare Maree Selvagge, una ballata indie folk pop che parla di libertà, malinconia, sa di autenticità. Questo è un artista barese, ma residente a Torino, che vuole rimanere anonimo, ma la cosa principale che oggi avremo nelle canzoni che trasmettiamo ogni mezz'ora di artisti indipendenti, quasi sempre sconosciuti a livello nazionale, la cosa particolare è che sapete chi ha fatto questa canzone? L'intelligenza artificiale. E io qua sono molto diviso e vorrei anche un vostro parere. Se trasmettere questi pezzi dove c'è lo zampino, cioè ci sono strumenti di intelligenza artificiale, ma non è che è stata fatta completamente da intelligenza artificiale. E anche a Sanremo, lo sapete, non c'è un tormentone estivo quest'estate perché tutti si stanno concentrando a Sanremo, l'hanno detto anche autorevoli esperti, si sono accorti che sulle radio importanti vanno solo ciofeche in questa estate e stanno tutti concentrandosi sul Sanremone nazionale, sempre che sia Sanremo naturalmente o dove sarà, e ci sarà l'intelligenza artificiale a fare la musica, verranno accettati i pezzi fatti dall'intelligenza artificiale? Io sono molto indeciso. Vi ho proposto questo pezzo, La Sirena di Maree Selvagge, proprio per farvi capire cosa può venire fuori, ma
fino a che punto gli si può dare in mano la musica all'intelligenza artificiale. Su YouTube ci sono degli esempi pazzeschi, fanno cantare anche Mussolini, uno a caso. Torneremo sull'argomento perché alle 9 c'è un altro pezzo dove in questo caso l'intelligenza artificiale ha fatto un video molto bello. Umberto Napolitano, artista anni 70-80 che se avete più di 50 anni non potete non ricordare, ci canta un pezzo che fa polemica, che si intitola Mamma 1, Mamma 2. Napolitano, dopo aver fatto un successone negli anni 70-80 con canzoni d'amore come Bimba Mia, Amiamoci, ma ne ha fatte veramente tanti, 45 giri. Adesso, diventato grande, ma non vecchio, solo grande, fa pensare, ha fatto tante canzoni facendo pensare, è passato molte volte anche qui da Radio Libertà e gli ho dato qualche ideuzza. Cercatelo se vi va su YouTube. Iniziate già ad assaporarvi questa Mamma 1, Mamma 2 che fa polemica naturalmente sulle prime pagine proprio di oggi dei quotidiani, è il fatto di dare il congedo del papà alle mamme, Mamma 1, Mamma 2 appunto, ma ci torniamo. Buongiorno, in merito all'annullamento del concerto del musicista russo a Caserta, mi meraviglia il silenzio di De Luca, soprattutto dalla città di Napoli, da sempre accogliente alla cultura e cosmopolita. È vero, ma guarda, è strano, no? De Luca aveva già parlato prima e lui lo voleva, è Gergiev. Ma tu pensa, tutti i politici sono garantisti, garantiscono la buona fede del Sala, ma va là, come con Bossi, Salvini, eccetera. Bravo Gian, effettivamente. Beh, noi possiamo dire di non essere come loro, ecco. Abbiamo voluto essere garantisti, tra virgolette, chiedendo comunque le dimissioni di Sala, però non abbiamo tirato monetine, ecco, se vuoi. Luca, questo è secessionista, finalmente uno che dice cose sagge, tutta la vita Putin. A proposito di Vannacci, oggi in prima pagina sul Corriere, che tra Zelensky e Putin preferisce Putin. Solo gli stolti. Tu dici, hanno fermato le trasmissioni. Solo gli stolti appoggiano i nazi ucro, chiaramente si prendono le distanze da queste frasi non condivisibili. Magari avessimo avuto l'aiuto di Putin nel 1996, oggi non saremmo nella cloaca italica a soffrire e patire. Luca da Brescia è un secessionista e nel 96 eravamo tutti ad aspettare che succedesse qualcosa, poi non è successo niente. Alle 9 dopo Mamma 1 e Mamma 2, oggi ragazzi è una trasmissione memorabile, la manderò in replica questa domenica a mezzogiorno di sicuro. Dopo la canzone Mamma 1 e Mamma 2 di Umberto Napolitano, arriva Marco Mantovani, che fa parte del team Vannacci 23 ottobre, che si è appena aperto a Milano, in Lombardia, per cui sentiremo il suo parere, magari anche il vostro, su questa figura del generale Vannacci, diventato negli ultimi mesi vice segretario della Lega, europarlamentare, votato da migliaia di leghisti, ma non soltanto leghisti. Si è candidato come indipendente, poi ha detto no, ho lo stesso pensiero della Lega e quindi divento della Lega. E sentiremo anche le vostre voci insieme a Marco Mantovani, cercando di capire questo personaggio che sembra tra i pochi che si stagliano dal solito politicame. Cosa ne pensate? 340 6709 659. Buongiorno, Vannacci, un grande peccato che per ora è in un partito condotto da uno che ha fatto il suo tempo e non capisce che la gente non lo sopporta più, caro Gino. Tu che voti PD ti posso capire che la pensi così. Il bello proprio in questo caso è fare squadra con tanti personaggi, ognuno che si riferisce a una determinato come si può dire, una determinata identità, una determinata condizione, tante corde sfiorate in modo diverso da vari politici della Lega. Poi che Salvini sia stato bollito, e purtroppo il termine è quello, dai quotidiani schifosi
che gliene hanno dette fatte di tutti i colori. E tu, Gino, nonostante voti PD, e non puoi non capirlo, che quest'ultima situazione giustizialista, possiamo dirlo, è una roba, c'è una guerra tra toghe, praticamente i giudici che dicono ad altri giudici che non hanno rispettato la legge. Uno dice, vabbè, allora se non la rispettano loro, la legge, torneremo sull'argomento. Comunque ringraziamo tutti coloro che votano PD o che chiaramente fanno sorridere il Partito Democratico non votando la Lega o votando le solite leghe alpine lombarde che si presentano puntualmente ogni volta che si avvicinano le elezioni. Lega Alpina Lombarda, te la ricordi? Troppo forte, veramente, che era una roba anche di parenti. Ritorniamo alle madri gay, perché questo è un argomento che so che vi piace. Chiaramente non abbiamo niente contro chi ha altri gusti sessuali. È un po' strano questo congedo di paternità alle madri gay, ne parla a pagina 10 anche il giornale. La Consulta dice che anche la mamma intenzionale ha diritto ai 10 giorni di stop dal lavoro. Anna Maria Greco: la Corte Costituzionale dichiara illegittima la parte di legge che non riconosce il diritto di una lavoratrice genitore intenzionale in una coppia di donne di ottenere 10 giorni di estensione dal lavoro retribuiti al 100%. Padre o madre non fa differenza, dicono i giudici della Consulta, basta che siano regolarmente iscritti come genitori nei registri dello Stato civile. La cosa che stride è quel termine, ormai si può dire antiquato, congedo di paternità, riconosciuto alla madre, compagna di quella che ha messo al mondo il bambino con la riproduzione assistita, facendo un bel cocktail di spermatozoi. La sentenza numero 115 depositata ieri, ragazzi, ve lo dovete scrivere, leggere questo articolo, compratevi il quotidiano, il giornale, anche se in Italia è vietata la maternità surrogata, per i giudici è irragionevole la disparità di trattamento. Esulta la sinistra, vittoria storica. E chiaramente salutiamo Alessandro Zan, responsabile diritti dei Dem, ma anche Vladimir Luxuria, l'abbiamo celebrata ieri perché pare che ormai sia lì a un passo di ritornare in politica. I love you Luxuria. La chiamiamo un giorno, già ce l'ho il numero, la chiamiamo e la intervistiamo. Grazie Feltri, non mollo la lettera di Matteo Salvini a Feltri, mega direttore, per ringraziarlo del bell'articolo che ha fatto ieri a difesa di Matteo Salvini nella pagina della Posta. Felice Manti ne parla quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Patriot e missili per Kiev entro poche settimane, nuovi negoziati in Turchia, si muove anche il Papa, ma soprattutto a pagina 15 la riprendiamo, la polemica, e a Vannacci scappa la frizione. La mette giù così il quotidiano Il Giornale, chiaramente è centrodestra, famiglia Berlusconi, eccetera. A Vannacci scappa la frizione. Meglio Putin di Zelensky, è un politico. Alla Versiliana frasi shock dell'europarlamentare leghista. Il direttore russo lo farà esibire anche a Bruxelles. Ci risiamo, scrive Michel Dessy. Il già generale Roberto Vannacci, oggi europarlamentare della Lega, dà il meglio o il peggio, dipende dai punti di vista, di sé e ne va fiero, orgoglioso. È bastata una serata a Marina di Pietrasanta con Giuseppe Cruciani e David Parenzo per riaccendere le polemiche. Tra Putin e Zelensky ovviamente meglio Putin, perché uno fa il politico da 30 anni, l'altro faceva il comico, parola di generale. Il teatro all'aperto della Versiliana domenica sera era colmo per lo spettacolo itinerante La Zanzara. Roberto Vannacci, che abita poco distante, era l'ospite d'onore, seduto su un trono quasi come un re. Al posto della vestaglia floreale una maglietta nera con su scritto Generazione XA, riferimento non legato a un anno di nascita ma agli ideali. Decima Mas. Quali?
Quelli del generale, ovviamente, scritti nero su bianco nel suo tanto discusso Mondo al contrario, un bestseller divenuto il manifesto della sua azione politica. Generazione XR raduna tutti quegli entusiasti che credono che la vita abbia la sua più alta realizzazione nel raggiungimento di un bene superiore e non nel soddisfacimento dei propri bisogni ed egoismi immediati, spiega il generale Vannacci. Prima un bagno di folla tra selfie e acclamazioni. Vedrete a Pontida, ragazzi, il 21 di settembre arriva Vannacci. Poi l'irriverente intervista che ha fatto storcere il naso a più di uno, ovviamente a destra. Incalzato da Cruciani e Parenzo, non so se li avete mai sentite nella zanzara, ragazzi, per anni se la sono presa con Sammy Varin, con Radio Padani, eccetera, ma è una trasmissione fatta così, per urlare, per dire le parolacce. Il vice segretario della Lega ha detto che Putin governa con il sostegno dei russi e ci sono sempre state le elezioni. Poi si è spinto oltre, Putin ha ucciso Navalny? Quando chi lo dice me lo dimostrerà con prove oggettive, ci crederò. Il generale ha anche commentato l'annullamento del concerto di Caserta del direttore d'orchestra russo Gergiev. È stato invitato da un esponente della sinistra a fare il direttore d'orchestra. Era giusto che espletasse il suo ruolo a prescindere dalla sua cittadinanza. Se è bravo, io lo farei esibire anche al Parlamento europeo. E a chi gli fa notare il sequestro dei beni del direttore d'orchestra molto vicino allo zar, il generale risponde perentorio: la Costituzione protegge e promuove la proprietà privata, quindi nessuno tocchi niente a Gergiev. E tra Benito Mussolini e Winston Churchill, scelgo Churchill. Era un militare ed era il primo estimatore di Mussolini, risponde Vannacci, secondo cui il duce ha fatto cose buone come la bonifica dell'Agropontino, ha fatto nascere Latina, ha creato l'INPS, guai però a chiamarlo fascista. Il fascismo è finito 80 anni fa, chi oggi fa i saluti romani non è fascista. La Lega e Vannacci sono fuori dalla coalizione che governa l'Europa e fanno una critica molto dura. Noi lavoriamo all'interno per fare meglio. Se si vuol cambiare l'Unione, lo si può fare solo dall'interno, lavorando per modificare i provvedimenti. Stando fuori si può solo parlare senza far nulla di concreto. Non è Vannacci a parlare, è Raffaele Nevi, quello simpatico, l'uomo delle nevi di Forza Italia, portavoce nazionale di Forza Italia. Chi ha orecchie intenda, ma siamo sul quotidiano Il Giornale, che liquida dicendo che Vannacci gli è scappata la frizione. Decidete poi se questo giornale oggi è da acquistare oppure no, naturalmente. Giro pagina, sì, il tempo, ragazzi, vuoi dire che mi sono mangiato la prima pagina? No, ragazzi, vabbè, e cominciamo con questa. Strage dei migranti a Cutro, rinviati a giudizio 6 militari. Sì, sono 4 finanzieri e 2 ufficiali della Guardia Costiera. A processo il 14 gennaio, Salvini: vergogna a processare chi ogni giorno rischia la vita per salvare altre vite. Oggi sul Tempo, Luigi Frasca. Il GUP del Tribunale di Crotone Marchetto, all'esito dell'udienza preliminare celebrata oggi, cioè ieri, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti dei 4 finanzieri e dei militari della Guardia Costiera coinvolti nell'inchiesta sul naufragio di Steccato di Cutro in Calabria, in cui il 26 febbraio 2023 94 migranti, tra cui 35 minori, persero la vita e si registrarono anche numerosi dispersi. I 6 militari dovranno rispondere dei reati di naufragio colposo, omicidio colposo plurimo, in relazione alla mancata attivazione la notte del naufragio del SAR, il piano per la ricerca e il salvataggio in mare. Dovranno comparire davanti al giudice il 14 gennaio. Una sola parola: vergogna. Processare 6 militari che ogni giorno rischiano la vita per salvare altre vite, vergogna. Così il segretario leghista Matteo Salvini. Chiaramente tutto vostro oggi. Il quotidiano Il Tempo, che si occupa a pagina 10, per cambiarvi argomento, l'inchiesta stalking e lesioni all'ex ministro Sangiuliano, che abbiamo ricominciato a sentire, mi pare su Rai Radio 1, faccia l'inviato, d'altronde lui comunque era un giornalista e direttore, un pezzo grosso in televisione, lo ricordiamo benissimo. Stalking e lesioni all'ex ministro Sangiuliano, boccia a rischio processo.
processo. La procura ha chiuso le indagini per l'imprenditrice anche per i reati di false dichiarazioni nel curriculum e interferenze nella vita privata. Attenzione, su altri giornali poi si dice anche, si racconta delle umiliazioni che questo San Giuliano ha dovuto sopportare. Bello il sondaggio quest'oggi sul Tempo, che ci racconta come 2 italiani su 3 sono dalla parte di Valditara. È giusto bocciare chi fa scena muta alla maturità. È per quello che la sinistra poi alla fine ha smesso di urlacchiare, perché hanno detto cacchio, però c'ha ragione Valditara, scusa, la maturità bisogna farla, bisogna che uno faccia lo scritto e faccia anche l'orale, poi magari rifiuti la votazione, fai le tue dichiarazioni. Il 63% condivide la decisione del ministro dell'istruzione, il 75% vorrebbe il cellulare vietato in classe. Ragazzi, Valditara a go, niente male. Giro pagina, dove vado? Repubblica, mamma mia, sono le 8:54 e faccio in tempo a leggere la Repubblica, Cosa faccio? Vado su Repubblica, aiutatemi. Sala, ho le mani pulite. Cancellato il concerto di Gervie, ma subito all'interno, signori, il centrodestra pensa già al voto e Tajani, sapete cosa dice Tajani? Un civico con Calenda. Il leader di Forza Italia dichiara: Azione decida con noi il candidato. Il PD sostiene la scelta del primo cittadino, avanti con tutta la maggioranza. Attention my friend, perché a pagina 4 di Repubblica oggi si intervista chi? La Moratti. La città è paralizzata, per rinascere si ispiri a Kulishov e ritrovi la sua anima riformista. Rivoluzione. Milano si sta spegnendo, manca una visione, un progetto, è una città ormai ripiegata su se stessa e invece dovrebbe tornare alle sue origini, un riformismo fatto di partecipazione civica, modernizzazione e attenzione alle tematiche sociali che al di là delle differenze ideologiche l'ha resa grande. Colpisce sentire Letizia Moratti, colpisce quelli di Repubblica, parlamentare europea e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, già sindaca di Milano dal 2006-2011, citare addirittura Anna Kulishov tra le figure di riferimento. Ragazzi, Milano si sta spegnendo, manca una visione, la sinistra punta all'immobilismo, Sala non deve lasciare per l'inchiesta in corso. Intervistona oggi a Letizia Moratti sul quotidiano Repubblica. Tu dici potrebbe fare di nuovo la sindaca? Ma c'è qualche altro ex sindaco che spunta troppo spesso nelle interviste, magari qualcuno ha già indovinato. La Reggia cancella Gergiev, niente concerto a Caserta. Giuli, fatta la scelta giusta. La frase di Giuli chiaramente piace moltissimo ai giornalisti di Repubblica. La direttrice firma lo stop all'esibizione del discusso artista russo amico di Putin. Plaude il titolare del MIC insieme al PD. La protesta dei 5 Stelle, buio dell'Occidente. Dario Del Porto, il retroscena, il pressing decisivo del ministro Giuli, un'immagine da tutelare, il virgolettato. Naturalmente, sempre su Repubblica, pagina 7, l'ira di Mosca che accusa l'Italia. Il maestro non ne sapevo nulla. L'ambasciatore russo a Roma parla di vergognosa campagna dei seminatori d'odio. Intanto, ricordiamolo, a Bologna, Lepore, il sindaco di Bologna, ha fermato anche il pianista filorusso. Oh, dove vai a suonare tu? Si è esibito a Mariupol invasa, il concerto del pianista ucraino filorusso Romanovsky, cioè è ucraino ma è filorusso, programmato a Bologna il 5 agosto, è stato annullato pure quello. Lo ha confermato il sindaco Lepore al senatore di Azione Marco Lombardo, che ieri ne aveva chiesto lo stop. La decisione di annullare il concerto di Romanovsky a Bologna
da parte del sindaco Lepore e Unipol e Musica Insieme, giusta e tempestiva, ha sottolineato Lombardo su X. La polemica era nata dopo un post sui social del partito liberal democratico che ricordava come Romanowski avesse suonato sulle macerie del teatro di Mariupol, cittadina devastata dagli invasori russi, simbolo della ferocia dei fascio-putiniani. Attenti a dove andate a suonare il piano voi. Attention, 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 ci colleghiamo con Tele Meloni. Allarme libertà di sta paura. Simone dice, oh cazzo, dov'è Tele Meloni? Allarme libertà di stampa, pagina 20 di Repubblica. Reporter Senza Frontiere dice: ora la Rai e Tele Meloni. Per quello che dovete accendere su Radio Libertà, ragazzi, e dai. Tele Meloni, da Mamma Rai a Tele Meloni, scrive oggi, siamo su Repubblica, Chiara Sgreccia, è il titolo del capitolo che riguarda l'Italia, del rapporto Pressioni sui media pubblici, un test decisivo per le democrazie europee, reso noto ieri da Reporter Senza Frontiere. Naturalmente, tutto vostro questo paginone sul quotidiano Repubblica che ricorda che state guardando Tele Meloni, si parla solo di Meloni in Rai. Boh. West Nile, aumentano i contagi, il Ministero rafforza il controllo. 24, siamo a pagina 24 di Repubblica, con l'intervista all'entomologo con il caldo estremo, zanzare più letali, ma soprattutto attenzione ai sottovasi, dai, lo sappiamo tutti quanti, ma soprattutto mettetevi lo spray, mettetevi, cioè, dai, tutte le cose che si mettono per non farsi beccare dalle zanzare. Come se non bastasse, bella bella, sul quotidiano Repubblica a pagina 25 c'è l'intervista a Modica, che è uno dei prepper italiani. Chi sono i prepper? Quelli che usano troppo prep? No, sono sempre pronti a fronteggiare crisi e disastri. Hanno sempre pronti, guardate qua, corde, teli, fornelli. Così ci prepariamo alla fine del mondo. E non si sa mai, magari Sala non si dimette, arriva alla fine del mondo e bisogna avere subito intimo di ricambio, guanti da lavoro, kit medico, radiolina, fiammiferi, multitool, cordame, kit riparazioni, copie, cioè tutta sta roba. Dove cazzo la mettere? Sembra un valigione sempre pronto, scrive Giulia D'Aleo sul quotidiano Repubblica. Niente armi o idee politiche strampalate, vogliamo restare vivi in situazioni di emergenza. Dobbiamo avere le capacità di guardare agli oggetti quotidiani con occhi diversi. È un fischietto, ad esempio, ci vuole anche quello. Gli scenari più remoti come una guerra atomica non li consideriamo, ci sarebbe poco da fare, però giustamente un'inondazione capita ogni giorno praticamente, meglio tenere pronta la valigia. Se ne parla oggi sul quotidiano Repubblica a pagina 25, corde, teli e fornelli, così ci prepariamo alla fine del mondo. Noi non ci prepariamo alla fine del mondo, no, andiamo avanti con Sammy Varin, con Radio Libertà, con la rassegna stampa e soprattutto c'è la pausa con la canzone indipendente di un artista veramente indipendente che ha fatto un grande successo negli anni 70-80, Umberto Napolitano, e che adesso ha cominciato a far pensare negli ultimi anni con canzoni veramente che ci distolgono da cuore e amore. In questo pezzo ci racconta come ci stanno manovrando da quando veniamo al mondo, uccidono la nostra identità. È interessante quello che ci racconta Umberto Napolitano in questo pezzo intitolato Mamma 1, Mamma 2. Siamo perfettamente sulle prime pagine dei giornali questa mattina, il cui video lo potrete vedere sui social se andate sul sito Radio Libertà, se scaricate la nostra app, ma anche semplicemente su Facebook e YouTube cercando Radio Libertà o Lega Salvini Premier. Il video è stato fatto con l'intelligenza artificiale. E che video? Niente male. Ma prima ascoltiamo direttamente Umberto Napolitano che ci saluta prima del pezzo. Ciao Sammy, ciao amici di Radio Libertà. Sì, libertà, perché noi da quando nasciamo siamo sempre soggetti
ad ascoltare tutto quello che ci raccontano, ci vogliono obbligare a credere. Con questa canzone mamma 1, mamma 2, questo ragazzino da piccolo gli dicono di tutto, poi lo danno in affidamento a una casa famiglia e poi lo danno a 2 mamme, la maestra gli chiede ma chiede le due la tua mamma, ma che te ne frega? Mamma mia, io detesto le divisioni, le etichette, tutto ciò che emargina. La mia è una ribellione alla giustizia, spesso al servizio di un woke esagerato, con la scusa di preservare i diritti dei deboli, li usa per controllare le masse e dirottarle sull'unico binario desolatamente morto e senza futuro per l'umanità. Ciao! Peso 4,5 kg, sembro proprio un bel bambino. C'è chi guarda e mi sorride e mia madre assai felice. Dicono da grande tu avrai successo. Dicono da grande tu avrai successo. Mentre io respiro nel mio cuore già mi accorgo che credo, io credo a tutto quello che mi dicono. Peso quasi 9 kg, sono proprio un bel bambino. Chi mi cresce ormai mi guida, di mia madre non si fida. Chi è la tua famiglia? Aspetta chi ti piglia. Chi è la tua famiglia? Aspetta chi ti piglia. Ho tanti fratellini e nel mio cuore mi convinco che credo, io credo a tutto quello che mi dicono. Mentre scrivo mi domanda, nelle due che ho conosciuto, chi è davvero la tua mamma? Mamma 1, mamma 2, non lo so ma che ti frega. Mamma 1, mamma 2, non lo so ma che ti frega. Ho quasi 12 anni, sono l'uomo che mancava finché credo, io credo a tutto quello che io credo, io credo a tutto quello che, ma cosa posso ancora credere? È Umberto Napolitano a farci pensare in questo video intitolato Mamma 1, Mamma 2, questo pezzo che trovate su tutti gli store digitali, ma soprattutto dovete andare su YouTube perché è un video creato con l'intelligenza artificiale grazie a Claudio Bernieri e grazie ad artisti che hanno dato una bellissima mano in questa canzone, all'arrangiamento di Antonio Summa e soprattutto
il fatto di dire delle cose che gli altri non dicono, mamma 1, mamma 2, proprio quello che racconta quest'oggi il quotidiano Il Corriere e gran parte dei quotidiani che in prima pagina mettono questa cosa qua, che forse è anche giusta o forse no: coppie di madri, congedi retribuiti come per i papà. Salta fuori la madre intenzionale, che non è la vera madre, ma avrà i 10 giorni retribuiti al 100%. Oh, non è per i 10 giorni retribuiti, è che sta a pensare sta cosa, ma è il concetto, congedo del papà, che lo usa la mamma, che però è una oh sì, quante robe complicate. Fammi parlare di Vannacci, perché oggi la polemica su Vannacci è bella tosta, proprio sul Corriere, intervistato. Oggi, più che intervistato, sono andati a guardare lo spettacolo della zanzara che quei due matti stanno portando in giro per l'Italia, e in questa tappa c'era come ospite d'onore proprio il generale Vannacci, che ha sparato come al solito, senza filtri né censure, il suo pensiero. Vannacci su Kiev: io scelgo Putin. È una polemica incasinatissima. Allora, siccome noi tifiamo Vannacci, sarà forse che Vannacci è europarlamentare della Lega e che negli ultimi mesi è diventato pure vice segretario della Lega Salvini Premier, abbiamo in linea un animatore del team Vannacci 23 ottobre in Lombardia. Che cos'è? Attenzione, ne stanno nascendo moltissimi in tutta Italia, questi team che sostengono il generale Vannacci. Di cosa si tratta? Lo chiediamo a Marco Mantovani. Buongiorno Marco. Buongiornissimo a tutti voi. Grazie per essere con noi, perché chiaramente ti chiediamo una battuta su quanto scrivono oggi in prima pagina il Corriere, ma anche il Giornale prende un po' le distanze, dicendo che a Vannacci gli è scappata la frizione, dicendo che Putin è meglio di Zelensky. Ma partiamo da zero. Che cos'è il team Vannacci 23 ottobre? Di cosa vi occupate e perché 23 ottobre? Intanto ti ringrazio per l'intervista che mi stai facendo e che mi dà l'occasione di parlare appunto dei team Vannacci. Il team 23 ottobre è uno delle centinaia di team che sono sorti in pochi mesi in tutta Italia, da nord a sud, che sono costituiti da tanti leghisti. Altri non sono iscritti necessariamente alla Lega. Io sono iscritto alla Lega, ve lo comunico, sono il team leader. A cosa servono questi team? Questi team sono gruppi di lavoro sul territorio che appunto propagandano, parlano, raccontano la verità su quello che dice il generale Vannacci, che è il nostro comandante, e quello che è l'associazione Il Mondo al Contrario, senza leggere i giornali che tu hai appena citato, no? Che, come tutti sappiamo, fanno semplicemente disinformazione. E infatti noi ci andiamo sempre con le pinze e giustamente cerchiamo di raccontare un po' anche quello che si scrive, si legge su altri quotidiani. Personalmente il Marco Mantovani non è nuovo come approccio a un certo tipo di politica, diciamo a un certo tipo di informazione. Tu hai fatto parte del gruppo goliardico degli idraulici, ma anche di un progetto molto conosciuto da noi leghisti, il progetto del Talebano. Il Talebano, mamma mia, per anni siamo andati avanti su queste frequenze a intervistare esponenti di questo tosto gruppo. Marco. Sì, è vero, hai ragione, è la passione, la politica è la mia passione, non ho mai guadagnato un centesimo, semmai ce li ho messi. Ti dico la verità, sono rimasto deluso come tantissimi altri, c'è tantissima gente che non vota da quello che è successo negli ultimi anni, e il generale Vannacci, non solo perché io sono un paracadutista come lui, ma ci ha dato veramente una sferzata. Io credo che noi stiamo vivendo un bruttissimo momento
siamo sull'orlo del precipizio e non sono un pessimista, sono un ottimista, un po' come tutti i paracadutisti, che devono saltare fuori dalla porta dell'aereo sicuri che il paracadute si aprirà e comunque se non si apre c'è l'emergenza. Siamo in un bruttissimo momento, questa è l'ultima chance e nessuno, a parte il generale Vannacci, può farcela. È un uomo che ha un curriculum che è tutto lì da vedere, è uno che ha fatto quello che noi vediamo nei film, di più di quello che vediamo nei film, è un uomo senza paura, non ha paura di nulla, non può essere ricattabile e hanno fatto bene Salvini e Vannacci a mettersi assieme. Salvini a candidarlo seppur come indipendente nelle file della Lega e il generale Vannacci ha fatto benissimo poi ad entrare ufficialmente nella Lega. Allora, facciamo così, visto che siamo in diretta 9:13, apriamo anche le linee. Chi ci sta ascoltando può intervenire chiamando 0292947222. Stiamo parlando del generale Vannacci, ma non soltanto, chiaramente lo sapete, il commento alla rassegna stampa è assolutamente libero e con noi abbiamo l'animatore del team Vannacci 23 ottobre in Lombardia, gruppo a sostegno delle idee e del personaggio Roberto Vannacci. Con noi c'è Marco Mantovani. Che cosa organizza il tuo gruppo e soprattutto dove fa base? E visto che ci siamo, Marco, diamo anche una mail, un contatto di riferimento tuo o del gruppo, in modo che chi voglia saperne di più, chi è ammirato da questo generale che, come dicevo prima, è uno dei pochi personaggi politici che veramente si stacca completamente dal solito politicame. È forse l'unica novità che abbiamo in questo momento nella politica, il generale Vannacci. Ragazzi, non sono qui a leccare eccetera eccetera generale Vannacci, ve ne parlo perché faccio anche il giornalista, ero a Pontida l'anno scorso, ho visto cosa succedeva alle 4 del pomeriggio quando la Pontida era finita, se ne andavano tutti, gli stand si smontavano, l'unico stand che era ancora gremito di gente, cittadini, leghisti, non leghisti, giornalisti, era quello dove c'era il generale Vannacci a presentare il suo libro. Non se ne andava nessuno e da lì ho detto, questo personaggio ha quel quid che nella politica ci vuole, ragazzi, perché non devi essere soltanto bravo, devi avere appeal, devi essere tosto, non devi sbagliare a parlare, devi fare polemica, ma devi sempre spiegarla la polemica. E finora, bontà sua, Vannacci ce l'ha fatta. Fammi prendere 2 telefonate e poi sentiamo anche il tuo parere. 0292947222. Pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Allora, io sono d'accordissimo col tuo ospite, che saluto anche se non lo conosco, perché questo è davvero un brutto momento, un pessimo momento, dove vediamo che per tutta una serie di ragioni c'è un sistema che vuole condurre il mondo in una direzione che ha già deciso di intraprendere e la politica per 1000 ragioni non vuole o non può fare nulla, perché in parte si è screditata da sola in decenni di malgoverno e malversazione, in altra parte perché il sistema le sta facendo la guerra. Un esempio stupido o semplicissimo, Matteo Salvini. Il sistema, da quando è diventato ministro dell'Interno in particolare, gli sta distruggendo l'immagine, lo sta screditando agli occhi dei cittadini. Vannacci possiede, come ha detto il signor Mantovani, le capacità, le facoltà di dare quella credibilità alla politica che la politica stessa non è più in grado di dare, per una semplice ragione: come ha detto non è ricattabile, è bravissimo a fare la sintesi delle cose, riesce in maniera ermetica a spiegare ciò che molte volte la politica, per le lungaggini, per tutto quello che vuoi, per la logorrea che ha, non è in grado di spiegare ai cittadini, e quindi penso che sia la persona più adatta in questo momento a dare la direzione giusta
alla politica che almeno il centrodestra vuole avere. Grazie, ho rubato anche troppo tempo agli altri. Ciao. Ma che grazie a te stiamo inquadrando in radiovisione in questo momento l'articolo che appare sul quotidiano La Stampa, pagina 14. Salvini vuole più spazio su Mediaset. Il vice premier in vista delle regionali chiede alle TV di Berlusconi attenzione per il suo ministero. Dal Carroccia ammettono il leader è un po' infastidito e frustrato. Gli azzurri pretese immotivate, così rispondono dicendo l'azienda è già equilibrata. E c'è andato giù pesante a Pontida l'altro giorno Matteo Salvini dicendo accendo la TV su Mediaset e di qualunque cosa si parli è sempre colpa nostra. Altra chiamata 0292947222. Pronto? Sì, ciao Sammy, sono Walter, saluto Mantovani e saluto te come sempre. Ciao. Una cosa sul generale Vannacci, io sono un po' uno che è empirico, quindi l'esperienza e la vita vissuta mi insegna molto. Quello che posso dire a favore del generale Vannacci è che lui ha una conoscenza storica che gli altri politici non hanno. Il solo fatto che abbia detto che Churchill aveva una grande stima di Mussolini lo definisce, perché lui sa qual è la storia. Churchill e Mussolini avevano uno scambio epistolare settimanale, tant'è vero che alla fine, dove si scambiavano idee, tant'è vero che alla fine della guerra Churchill rimase per molto tempo sul lago di Garda, Repubblica di Salò, per cercare di recuperare tutte le lettere di questo scambio epistolare. Questa cosa pochissimi la sanno, e quando un politico, io adesso lo chiamo politico Vannacci, ha questa conoscenza storica, è inattaccabile. Mancano persone che abbiano idea di cosa è stata la storia dell'Europa nell'ultimo secolo, e quindi una persona come Vannacci, con la sua capacità e la sua conoscenza storica, può soltanto che far bene. Però io dubito che gli lasciano troppa strada libera, bisognerà proteggerlo tantissimo. Grazie Mantovani. Grazie. 0292947222. Intanto ricordiamolo, il generale Vannacci è diventato vice della Lega e anche responsabile della campagna elettorale della Lega in Toscana. Altra chiamata, poi semmai le fermiamo e giustamente facciamo rispondere a Marco Mantovani, che è animatore di uno di questi team pro Vannacci, il team Vannacci 23 ottobre in Lombardia. E naturalmente Mantovani, preparati a darci anche un contatto dove potervi contattare. Sentiamo la telefonata. Pronto? Ciao Sammy, sono Ornella da Lecco. Quella. Ciao, saluto anche il tuo ospite. Buongiorno. Senti, io sono d'accordissimo con Vannacci, è logico. Sulla vicenda di Salvini vorrei dire, cioè a me quello che non riesco a capire è il silenzio di Mattarella su queste cose. Cioè parla di tutto, su Salvini non ha ancora detto niente, su questi giudici. Cioè io guarda, prima di tutto tutta la mia solidarietà a Salvini. Poi un'altra cosa, queste sinistre cosa credono? Cioè che cancellando la cultura russa allora tutto ad un tratto arrivi la pace? Ma si rendono conto di cosa sono diventate queste sinistre? Ma per favore, ma guarda, siamo in un mondo, ha ragione Vannacci, Ciao. Grazie. Marco Mantovani, se vuoi replicare a queste telefonate, a te la parola. Ciao Sammy. Allora, replicare telefonate ci vorrebbero secondo me almeno altre 2 o 3 trasmissioni. Partirei, se tu sei d'accordo, con intanto darti l'indirizzo di posta elettronica del team 23 ottobre, che tra l'altro lo dico a tutti quelli che non lo sanno, i parautisti lo sanno tutti, il 23 ottobre è la data della battaglia di El Alamein, che rese leggenda la Folgore. L'indirizzo di posta elettronica è team.23ottobre@ilmondoalcontrario.it. Ok? Io te l'ho anche mandato via WhatsApp, non so se sei riuscito a vederlo, te l'ho mandato poco prima dell'inizio della trasmissione, se lo riuscite a mandare in sovraimpressione sono contentissimo. E invece vi do in anteprimissima proprio una notizia. Tu ci hai chiesto cosa fanno i team e cosa facciamo noi. Noi stiamo organizzando sarà credo verso ottobre, poi il generale ci dovrà dare la sua disponibilità, perché come immaginate è in giro per l'Italia e non solo. Stiamo organizzando una bellissima serata sullo Scirè,
fatta da chi come subacqueo professionista ha fatto diverse spedizioni sul relitto che si trova sul fondale del porto di Haifa, quindi il sommergibile della Ricima, quindi dal punto di vista storico e poi dal punto di vista proprio, come dire, tecnico, no? Come si trova, in che situazione è il relitto, che cosa è successo, come mai ha affondato, il fatto per esempio che gli inglesi, contravvenendo qualsiasi regola del mare, abbiano poi sparato addosso ai marinai che cercavano di salvarsi, cercando di emergere dall'acqua. Insomma, sarà una bellissima conferenza con chi appunto ha fatto le spedizioni e altri personaggi che al momento non voglio dire. Quindi questo per esempio sarà la prima grande, ce ne saranno altre, perché noi lavoriamo anche in collaborazione con altri team, per esempio il team di Busto Arsizio 10ª Bustense, piuttosto che il team 10ª Laghi, zona Varese. Quindi ve lo do in anteprima. Bello. Grandissima serata sullo sci. Bello. Intanto mi chiedono ancora la mail, quindi team.23 in numero ottobre, @ ilmondoalcontrario.it, giusto? Esattamente. Tutti quelli che vogliono avvicinarsi al mondo al contrario, che siano a Milano o no, ci possono scrivere e poi spiegheremo bene tutto. Loro possono entrare nel nostro team a fronte ovviamente di una chiacchierata e di aver capito esattamente che cosa vogliono fare e come vogliono o possono impegnarsi. Bello ragazzi, poi chiaramente signori, e io l'appuntamento ufficiale con il generale Vannacci è già fissato per il 21 di settembre al grande raduno della Lega di Pontida in provincia di Bergamo. Chiaramente lo vedremo girare tra gli stand, potremo chiedergli autografi, il suo libro, comprare i gadget di Radio Libertà e farli firmare anche al generale Vannacci. Insomma, tutte cose belle che sono ricordi bellissimi. Abbiamo ancora pochi minuti, prendiamo ancora 2 telefonate in attesa. Pronto? Sono io? Ciao, buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno anche al tuo ospite. Il generale Vannacci è un personaggio che va capito e da buona generale, appunto, e persona molto molto intelligente, ha capito e giustamente sta portando le idee del, credo, l'80% degli italiani che ne hanno le scatole piene di Zelensky, dell'Ucraina e di tutto questo gioco sporco che c'è sotto, e stanno senza se e senza ma sin dall'inizio con Putin dalla parte della Russia. Quindi sappiamo cosa è successo. La Russia sta liberando le zone invase dai nazisti ucraini di Bravi Sector e del battaglione Azov, quindi lui sta liberando queste zone del Donbass, eccetera, perché come nella seconda guerra mondiale la Russia è l'unico baluardo a questa Europa nazista con a capo Merz e la von der Leyen, e sta giustamente combattendo per denazificare l'Ucraina e di conseguenza anche questa specie di Unione Europea, ripeto, capitanata dai nazisti della Germania e a capo dell'Unione Europea. Quindi gli italiani hanno capito, perché non sono stupidi, si documentano, non leggono, non guardano Mentana e non leggono la stampa e i giornali anche di destra che fanno il gioco del potere, e mi dispiace che la Meloni purtroppo e il governo sia sempre dalla parte sbagliata. Io capisco che Grazie, perdonami, dobbiamo tagliarti, ma siamo in super ritardo, c'è l'ultimissima telefonata, poi torniamo sull'argomento e alle 9:45 arriva il senatore Claudio Borghi Aquilini. A proposito della Meloni parleremo anche dell'Italia che ha detto no alle modifiche del regolamento sanitario internazionale. O no? Ancora una chiamata, pronto? Pronto, Sammy Gino. Ciao. Sarò veloce, capisco che devi chiudere. Primo sul generale Vannacci, per me va bene, porta l'acqua alla Lega e sono contento, anche se di generali, dal generale Miceli
al generale Viviani, ne abbiamo avuti che sono scesi in politica, però mi va bene. Poi il film là alla Main, guarda, non è che c'è stata solo la Folgori in Africa, che si ricordino che c'è stato tutto l'esercito italiano in Africa. Poi, però va bene così. Poi un'ultima considerazione a favore di Salvini. Il mio capitano è lui che lo stanno perseguitando da tutte le parti, giudici e non giudici, stampa e non stampa. Noi dobbiamo essere con lui, solidali in tutto e per tutto. Salutamelo se lo senti, digli che Gino lo abbraccia. Ciao, grazie Gino, Matteo c'è l'ufficio proprio qua sopra. Ultimo minuto, chiaramente tutto per Marco Mantovani del team Vannacci 23 ottobre. Marco. Eccomi qua, cosa dire? Sono d'accordissimo con tutti i tuoi ascoltatori. Volevo semplicemente aggiungere una cosa a quello che ha detto la prima ascoltatrice, la signora, che parlava di denazificazione. In realtà sì, c'è anche quella, ma Putin è stato costretto ad intervenire in Donbass per salvare i cittadini russofoni dal genocidio a cui erano sottoposti, perché sappiamo tutti benissimo che cosa è successo ai cittadini russofoni in Donbass, e quindi Putin ha fatto quello che farebbe o avrebbe fatto un qualsiasi capo serio, anzi serissimo capo di Stato. Ha difeso i propri cittadini. Speriamo che ce la faccia fino in fondo. Benissimo ha fatto, è inutile dirlo, condivido parola per parola quello che ha detto il generale, ma non potrebbe che essere così. Benissimo ha fatto Vannacci a dire: se devo scegliere tra Zelensky, un attore, e Putin, un capo di Stato, non posso che stare con il capo di Stato, con Putin, che peraltro immagino che abbia conosciuto. Se ho ancora un attimo di tempo, vorrei parlare, anche voi avete parlato della sinistra, dei comunisti e via dicendo, che hanno una specialità. Vediamo cosa sta succedendo con il maestro Ghegher, no? La loro specialità è predicare la democrazia ma non praticarla. Questa è la loro specialità. Grazie, e noi naturalmente vi lasciamo mettendovi qualche pulce nell'orecchio, come fa di solito Radio Libertà, con questa controinformazione. Io ringrazio Marco Mantovani del team Vannacci 23 ottobre. Complimenti a te, Sammy. Non te lo dico per piaggeria, non te lo dico davvero per piaggeria, ci eravamo già sentiti qualche anno fa. Grazie. Ho ascoltato tutta la trasmissione perché volevo essere un po' preparato. Io dico davvero che radio come questa, trasmissioni come questa, non ce ne sono più. Sì, è vero, nel bene o nel male. Grazie davvero, Marco Mantovani, buon lavoro. Buona giornata a tutti, ragazzi. Avete ascoltato la rassegna stampa.